Siamo partiti dalla macchina che erano -5, ma qua diciamo che il freddo si fa sentire sicuramente di più. Usciamo un po', adesso stiamo seguendo la pista da fondo, difficile trovare il parcheggio in questo posto, però noteremo subito la paretona del Fuarte. Obiettivo oggi rifugio Pellarini. Diciamo che qui si fa tutto molto più interessante dopo aver sbagliato 5-6 volte strada, perché prima ho seguito la pista di fondo e poi ho sbagliato di nuovo, sono andato in mezzo al bosco, insomma così. Finalmente siamo riusciti a beccare la strada giusta. Adesso si è aperto un po' il panorama e questo adesso vi farò vedere il Fuarte e ci avvicineremo sempre di più. Potete immaginare la fatica per arrivare fin qua su. Era meglio se avevo i ramponi, ma giustamente li ho lasciati in macchina perché ho detto figurati se oggi servono i ramponi. Però dopo un traverso e una fatica immonda, ecco il rifugio Pellarini e la maestosità delle Giulie. Qua il silenzio totale, ci manca un po' tardino. Comunque volevo solo dire che prima ho detto una cagata, quello che si vedeva enorme non era il Fuarte, che è qua, come si può ben vedere, ma l'Enna Bois grande, per cui insomma uno scivolone dettato così da offuscamento mentale, ecco. Però ecco qua invece lo vedo ed è meraviglioso. Ed eccoci arrivati al rifugio Pellarini, qua silenzio totale, come sempre. Per fortuna abbiamo seguito delle tracce che ci portavano fino a qua. Questo è lo spettacolo del gruppo del Fuarte, nulla da invidiare alle Dolomiti, alla Gherova. Qua il paesaggio è incredibile, molto difficile la salita, con dei traversi pazzeschi, molto ripidi, che tagliano praticamente quel costone della montagna, si vede lì in mezzo, però insomma si è appagati da una vista straordinaria. Quella laggiù non so cosa sia,